Ci sono per tutti, raga, le casacche. Marcello. Oh dai Sergio! Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti dal campo Emiri dove Futsal Emiri e Oratorio Santi Cosma e Damiano termineranno la loro regular season per quindi completare un campionato tra alti e bassi per entrambe le squadre, sicuramente più alti per il Futsal Emiri che oggi saprà anche la sua posizione nei playoff, che andrà a giocare poi con altre tre squadre di tutto ordine come il Marsala, Ficarazzi e Pioppo. Un saluto che vi rispetta, andiamo quindi appena il direttore di gara di oggi, il signor Gaio, andrà a fischiare l'inizio dell'incontro. Andremo anche a raccontarvi la lista di entrambe le squadre, quindi anche a introdurvi a una partita che è ovviamente importante per l'Emiri per sapere in che posizione terminare il campionato. Per l'Oratorio Cosma e Damiano ovviamente ormai l'obiettivo di stagione è stato raggiunto grazie alla qualificazione, anzi possiamo dire meglio alla permanenza in questo campionato di Serie C2 conquistato l'anno scorso e mantenuto quindi quest'anno. Pallone che viene già fatto rotolare dal Futsal Emiri, che oggi scende in campo con Rinicella in porta. Testa grossa Ceramitaro, Comito, Furia, Shortino, passa all'acqua come il secondo portiere, Sciacca, Salerno, Naccari, Pecoraro e termina. Allenatrice ovviamente la signora Cinzia Orlando. Attenzione ancora al pallone proprio giocato nella metà campo dell'Oratorio dai ragazzi palermitani. Invece la formazione di Sfera Cavallo gioca con Cucina, Noto, Arcuri, Falletta, Capitan Vitale, Vincenzo, Vitale Giuseppe, Ferrante, Giamma, Rubino, Giacalone e Scalici. Giovi, a posto, fallo appoggiare a te. Dicendo appunto mentre il pallone per ora è in possesso della formazione ospite, che si è salvata grazie ai punteggi più che altro delle altre squadre. Per ora in penultima e ultima posizione ci sono appaiate Gemini e il Giudecca che ha terminato le sue giornate visto che riposa per questa ultima tornata di campionato. Invece il Gemini deve fare almeno un punto per evitare lo spareggio tesissimo per decidere chi scenderà nuovamente in Serie D. Pallone ripreso in questo momento nel frattempo da Comito per quanto riguarda l'Emiri, che come dicevo oggi saprà la sua posizione ai playoff che giocherà a partire dalle prossime settimane. Comito non trattiene il pallone, prova quindi a scappare per vie centrali. Adesso pallone buono per Vitale che viene fermato. Attenzione proprio in questo momento a Naccari che non riesce però a subentrare nella zona di campo più pericolosa per l'Oratorio. Palla buona ancora per Giuseppe Vitale, il numero 21, che prova adesso a correre per vie laterali. Viene fermato ancora una volta da Alessandro Comito che può scappare. Comito va a sinistra, ha provato il tiro qui da parte di Salerno, fermato da un ottimo recupero proprio di Vitale. Calcio d'angolo quindi per l'Emiri, calcio d'angolo che batterà a momenti Riccardo Furia. Il numero 8 va verso Comito che può scaricare il destro, deviazione, nuovamente calcio d'angolo quindi per l'Emiri, di nuovo per Furia che andrà a battere nuovamente il tiro dalla lunetta. Vediamo se tornerà da Comito oppure se proverà a giostrare il pallone. Ancora Comito, palla che viene giostrata dal numero 6, rischia qui nel frattempo con questo controllo mancato Naccari. Rinicella, portiere nonostante comunque l'età sia alla sua parte, molto esperto, molto talentuoso, oggi capitano del Futsal Emiri. Attenzione adesso al tiro provato qui dall'Oratorio con il numero 3 Noto. Ottimo destro, ottimo inserimento più che altro a Noto, che per ora sta giocando la centrale, ma come vedete non è restio a tentare questi inserimenti nella metà campo avversaria. 3 minuti in corso sul cronometro del signor Gaio e su quelli a nostra disposizione. Intanto ancora il club Sfera Cavallo che gestisce palla. Prova adesso il portiere a cercare proprio l'inserimento di Vitale, fermato però dal campo che termina, quindi ancora Emiri, ancora
con Naccari. Comito. Comito accetta il pressing avversario ma sbaglia il rilancio. Può ripartire quindi il contropiede Vitale. Vincenzo Vitale, miglior marcatore fino a questo momento della formazione di Sfera Cavallo, con 10 gol segnati in stagione. Sicuramente una freccia in più il capitano per mister Scalia. Attenzione quindi ancora a Salerno, che preferisce ritornare dietro, ritornare da Furia. Non ci sono né Sanzo né Rappa, attenzione, rischia qui Furia, quindi ripreso da Noto. Poi Comito pulisce, può andare Furia, era ottima l'idea, ma Naccari era troppo indietro per ricevere questo pallone. Dicevo, non ci sono né Sanza né Rappa, i due marcatori dell'ultima trasferta, che però è stata sfortunata per l'Emiri contro il Futsal Pioppo. 3-2 al Cangano. Quindi per Noto. Vitale verso Giuseppe Vitale. Sono due Vitale in campo, Vincenzo numero 8 e anche il capitano Giuseppe Vitale, per ora ritorna proprio dal suo omonimo. Vitale, Noto. Potrebbe riappoggiarsi dietro qui Noto. Ancora qui ripreso proprio al numero 3. Prova a scappare Naccari. Salerno verso Furia che agisce a destra sul secondo palo, anzi esce male questo cross e colpisce anche il portiere avversario dopo aver sbattuto nelle cinzioni del campetto di Via degli Emiri. Una roccaforte anche per il Futsal Emiri in questa stagione, dove ha visto migliorare il punteggio dell'anno scorso dopo il suo ritorno in Serie C2. È una stagione di consolidamento e anche sicuramente di aggressione ai playoff. Qua il pallone è stato ritoccato dal portiere dell'Oratorio, ma ancora il pallone buono verso Noto, che ha provato lo scavetto qui su Rinicella, che però vede il pallone correre fuori rispetto alla sua porta. Quindi ancora pallone per Naccari, che poi gira a sinistra. Sempre Salerno ritorna da Comito. Per ora è un quartetto sicuramente molto esperto per il Futsal Emiri. Prova a scappare, nel frattempo lì Furia per vie laterali a sinistra, però viene fermato e bene da Vitale, l'altro numero 8 in campo. Si allunga il pallone fuori dal rettangolo di gioco Furia e quindi sarà rimessa per l'Oratorio. Santi Cosma e Damiano, 16 punti conquistati nelle prime 21 partite. Adesso che siamo arrivati alla 22esima giornata, Oratorio, come dicevo, non deve più dire nulla alla sua classifica. Attenzione adesso. Ma è buono per Naccari al centro, la deviazione da parte di Rubino. Mette il pallone in zona sicuramente meno pericolosa per il suo tipo di ragazzi, che adesso continua a difendere ordinatamente a quadrato la manovra del Futsal Emiri, che adesso si riappoggia su vie laterali a destra per Salerno, che è già scambiato con Comito. Naccari viene anticipato in questo caso dal numero 20 Antonio Giacalone, che poco fa aveva provato a cercare Vitale nelle prime azioni di questa gara, che comunque per ora è vivace, il ritmo non tanto alto, ma le due squadre si stanno facendo vedere a vicenda. Giacalone, buono il pallone al centro, Ferrante ha provato a cercare Vitale, appena entrato qui Vincenzo Ferrante. Al suo posto è uscito Alessandro Noto. Rinicella, recuperate il pallone da Vitale, che però praticamente lo restituisce al suo avversario. Vitale poi recupera nuovamente palla. Ferrante allora temporeggia e ritorna da Vincenzo Vitale. Vitale, pallone al centro che va fuori, quindi Rinicella batterà questo rinvio al fondo con le mani. Tiro di Naccari deviato, può uscire Rubino con tutta la calma del mondo e rimettere il pallone disponibile per Giacalone, può correre a destra. Giacalone medita il possesso, il numero 20, allora ritorna da Vitale, nel frattempo ha già scambiato per Ferrante. Ce l'hai qua.
Attenzione al pallone stoppato e bene in questo caso dal Futsal Emiri. Salerno prepara il destro e più passaggio, inserimento perfetto di Furia. C'è un qualcosa che non va per il signor Gaglio. Va infatti a discutere con il capitano dell'oratorio Vincenzo Vitale. Rimessa quindi dal fondo, già battuta da Rubino. Idea ottima in questo caso da parte di Salerno per cercare il suo numero 8 Furia. Poi qua proprio Salerno va a chiudere Vitale. Quasi 9 minuti sul cronometro di gara, 0-0 il punteggio ancora qui al campo di Via degli Emiri tra padroni di casa e l'oratorio Santi Cosme e Damiano, che qua avrà a disposizione una rimessa laterale visto l'errore di Salerno. Giacalone al centro, pallone tagliente, sempre pericoloso quando viene messo così forte al centro della riga avversaria. Quindi che ovviamente rischia ancora. Attenzione, Giacalone viene anticipato in maniera regolare, ma comunque il pallone continua a essere degli ospiti. Allora Ferrante subentra al centro. Campo avversaria viene però fermato. Deviazione da parte di Comito, secondo il signor Gaglio. Capitale però a quanto pare si rende conto degli errori del direttore di gara della sezione di Palermo e quindi ridà il pallone. Grande gesto di sportività qui da parte di Vincenzo Vitale, quindi riconquista il possesso, ma subito lo dà nuovamente al Futsal Emiri. Come dicevo, ovviamente saprà oggi la sua posizione nello scacchiere playoff. Può nel frattempo dispiegarsi lì Manuel Sciacca, uno dei migliori della stagione del Futsal Emiri, 14 gol segnati per l'ex Risuttana e San Gregorio. Adesso calcio di punizione commesso, calcio di punizione per l'oratorio, fallo commesso proprio da Manuel Sciacca appena entrato. Emiri che alla vigilia di questa gara ha conquistato 40 punti, poi qua Rubino riconquista la palla, ma poi la cede nuovamente all'Emiri. Non si erano capiti qua i giocatori in campo e quindi il portiere dell'oratorio ridà palla agli avversari. Ma attenzione proprio a Vitale, che può anche pensare a fare tutto da solo. Ritorna dietro il tiro qui da parte di Falletta, deviato e bene da Salerno. Ha sbagliato un'altra volta in fase di impostazione l'Emiri, ha rischiato un'altra volta la squadra di casa. Oratorio che potrà comunque utilizzare questa rimessa laterale, fare nuovamente male. Vicina parente del calcio d'angolo, il signor Rubino si stava facendo le scarpe e quindi palla buona per Vitale, fermato un'altra volta l'altro numero 8 in campo, ovvero Furia. Il tempo viene chiamato dallo staff tecnico sulla panchina dell'Emiri, probabilmente sarà il prossimo a essere cambiato. Attenzione adesso a Falletta, fermato da Sciacca. Falletta, il tiro dovrebbe essere di Manuel Sciacca, vediamo che ha ragione il 13, quindi la palla è sua dell'Emiri. Faria ancora verso Comito che prova a scappare a sinistra, sempre Comito nella zona cieca delle nostre telecamere, perde palla, finisce il campo e quindi rimessa al fondo ancora per Rubino, ancora per l'oratorio. Cioè ovviamente scacchiere playoff abbastanza definito, la seconda va contro la quinta, si gioca in casa della seconda, la terza va invece a giocare in casa propria, lo scontro contro la quarta. Attualmente, come dicevo anche la vigilia di questo incontro, l'Emiri è terza in classifica pari merito con Ficarazzi. Allo stato attuale delle cose sarebbe proprio questa la sfida qui al campetto di Via degli Emiri per la semifinale playoff. Poi la vincente andrà contro la vincente dell'altra gara, si giocherà l'accesso in Serie C1. Attenzione al rischio qua preso da Sciacca, il tiro poi da parte di Ferrante per dispiegarsi in contropiede. Allora l'Emiri, attenzione a Salerno al centro e poi incredibile l'errore sotto porta da parte di Termini appena entrato. Azione perfetta qui da parte di Salerno che sul secondo palo vede il suo compagno praticamente pronto a mettere il pallone in gol. In realtà viene anche anticipato e bene da Falletta e poi colpisce male.
Nel frattempo qui messa al centro all'oratorio, Rinicella lo tocca per sì e per no. Sarà quindi ancora palla per gli ospiti che hanno rischiato molto nell'ultima azione, ma al tempo stesso adesso potrebbero anche pensare di far male all'Emiri. Una gara comunque equilibrata fino a questo momento, quando arriviamo al 12° di gioco. Sciacca riprende palla, può correre a destra, vede Salerno, anticipato il pallone, Salerno comunque vince il rimpallo, il pallone non entra! Non entra il pallone, traversa linea, gol fantasma per Sciacca, che comunque si è reso pericolosissimo in questa azione, grazie anche all'aiuto di Salerno. Allora Comito per il numero 13 che si deve riscattare dopo la traversa presa, comincia però ad attivare la fiammella all'Emiri e poi è bravo qui la propria zona di campo e a pulire quantomeno la metà campo dell'oratorio, adesso in difficoltà. Sciacca prova ancora a cercare Salerno, che si è fissato da pivot in queste fasi di gara. Comito invece tende a stare dietro. Termini, ancora il numero 29, pallone perfetto per Comito a destra, entra il numero 6, viene murato però da Ferrante un'altra volta e quindi sarà di nuovo corner per l'Emiri, che però sta spingendo in questi ultimi minuti di partita. 13:23 sul cronometro. Sciacca, il tiro murato un'altra volta da Falletta, quindi Mattia Pecoraro che trova quindi il gol del vantaggio. (1-0) intorno al 7° di gioco, quindi dell'Emiri. Rinicella mette subito a correre Sciacca, fatto il tacco ancora Sciacca, fermato in maniera regolare qui da Falletta e quindi sarà calcio di punizione in favore dell'Emiri, che ha sbloccato il punteggio con il gol di Pecoraro. Calcio di punizione quindi in favore della formazione di casa, che come dicevo prima ha trovato il vantaggio con Pecoraro. Andrà Shortino a battere, destro non dei migliori da parte di Shortino, che comunque ha provato ad andare direttamente verso la porta di Rubino. Attenzione quindi a Vitale. Dai, oh! Falletta, Mattia, seguilo qua! Noto, Vitale, come ripreso ancora da Pecoraro che ha aperto la gara. Termini, subentra Termini, fermato da Vitale, sarà quindi rimessa per l'Emiri, che per adesso gioca sulle ali dell'entusiasmo dopo aver trovato il gol del vantaggio, il gol di Pecoraro, ex Palermo calcio a 5. Proprio il 21 va verso Shortino. Termini, seconda palla per Pecoraro, a centimetri alla doppietta qui Pecoraro, ha rischiato e tanto anche l'oratorio di riprendere gol in situazione simile da parte di Pecoraro, che ama agire rientrando dal lato sinistro. Attenzione adesso ancora a Sciacca che prende palla e può andare. Sciacca verso Termini, dal 29, pallone per Sciacca che può andare. Sciacca fermato da Rubino, grande parata da parte del portiere dell'oratorio che dice di no a Manuel Sciacca, che poteva raggiungere Gaspare Parisi in cima alla classifica dei marcatori stagionali da parte dell'Emiri. Termini, può andare Termini, pallone al centro, murato da Noto qui il 29 e sarà quindi calcio d'angolo. Pecoraro gira, Sciacca, destro potentissimo che però si arresta sul fondo.
20° di gara in corso, 1-0 per l'Emiri. C'è un time out chiamato qui dal signor Gaio, che ha ricevuto la richiesta di pausa da parte di mister Scalia e il suo oratorio Santi Cosme Damiano, che ha subito gol poc'anzi. 1-0 in questo momento per l'Emiri, gol di Mattia Pecoraro, che è secondo di pausa, e poi riprendiamo con il racconto degli ultimi minuti di questo primo tempo che vede in vantaggio l'Emiri in casa. Che comincia a rotolare nella metà campo dell'oratorio e quindi può andare Noto, palla al piede, Giacalone, Vitale, Noto fermato da Termini, Dani, non gli dare tutto il suo spazio, lasci più stretto. laterale in favore dell'oratorio, Giacalone, Dai Matti, Vitale, accelera, non ti filmare. non è che cammina nella metà campo di Rinicella, che chiama la sfera, e quindi palla per il numero 1 della formazione di casa, che io ricordo di vantaggio, gol di Pecoraro. Attenzione allora quindi a Shortino, che vede Termini a sinistra. Termini ritorna dall'attuale centrale della nazione, oggi in tuta mimetica rosanera. Attenzione proprio a Termini, che rischia sul pressing di Giacalone. Termini può andare, ancora lui, fermato da ben 3 magliette bianco-blu, anzi bianco-azzurre per essere precisi, e allora andrà di nuovo Pecoraro. Termini, scambio tra i due. Pecoraro fermato da Giacalone, Avanza che è un bordello di spazio. quindi rimessa laterale un'altra volta per l'Emiri. 22 quasi sul cronometro di gara. Anche qua. Rinicella, Bravo. Termini Fatti vedere, Matti. per il numero 9, è solissimo lì il tiro provato in questo caso dall'Emiri, era lasciato solissimo Ciaranitaro, poteva davvero fare la qualsiasi in questa occasione davanti a Rubino. Non ha avuto però la freddezza necessaria per andare in porta. Noto, Dai Mattia! Su Mattia! Dai! Vitale, Dai che sbagliò! continua l'incitamento da parte della panchina dell'Emiri. Allora Shortino qua è bravo ad anticipare Arcuri, Vieni qua Matti, veloce. quindi ha rischiato qui Shortino nel tentativo di andare a rilancia, addirittura di colpire il direttore di gara, il signor Gaio. Ancora qui Shortino, troppo veemente in questo intervento, calcio di punizione in favore dell'oratorio. Ma poi senza motivo, non è che dici di puzza che non può, è girato. Calcio di punizione per la formazione ospite. Sul punto di battuta andrà, se non vado errato, proprio Alessandro Noto, ma adesso spunta Vincenzo Vitale, appena entrato, probabilmente vuole prendersi l'onere e l'onore di battere questa punizione. Vediamo. Noto la lascia infatti a Vitale. È uno schema proprio per Noto, che si era spostato nell'area di rigore di Rinicella, che adesso può andare comunque senza particolari problemi a battere questa rimessa dal 2 fondo. minuti veloci, Matti, 2 minuti fateli bene. Termini, Ciaramitaro, Pecoraro, Sì Mattia, sì può Mattia! scappare Pecoraro, ancora Pecoraro al centro per Shortino, murato ancora. Attenzione a Termini che non va subito al tiro. Ultimo uomo Termini, fermato, non c'è niente per il signor Gaio. Attenzione perché può ripartire l'oratorio, ma si ferma
Vitale chiama a gran voce l'intervento dell'arbitro perché si è fatto male Termini, che si lamenta ai danni proprio del direttore di gara. Forse ci poteva stare qui il calcio di punizione in favore dell'Emiri. Ha rischiato però Termini da ultimo uomo a fare questa iniziativa personale. Esce proprio Pecoraro, autore del gol del vantaggio che vedete anche in grafica. 1-0 per ora per l'Emiri, 1-0 per squadra che in questo momento quindi conserverebbe il terzo posto sicuramente, e uno sguardo anche a ciò che fa il Marsala, magari per guardare anche al secondo posto. Attenzione ancora Vitale, può andare il 21, fermato però da Shortino in out laterale. Vitale di nuovo verso Vincenzo Vitale, prova le giocate, l'ultimo uomo ovviamente rischiare non è tanto consigliato. Allora Giacalone ancora per il numero 8, fermato in questo caso Giacalone, fermato dal numero 2 dell'Emiri, appena entrato Testagrossa. Signor Gaio vuole anche discutere di qualcosa con Testagrossa, che è appena entrato in campo, ha commesso questo fallo. Adesso comincia a premere in maniera importante l'oratorio. Ci sarà Vitale sul punto di battuta. Destra! Vieni Ste! Fermo qua, qui! Testagrossa e Ciaramitaro sul palo per Rinicella, solamente Termini in barriera. Vitale, uno schema ancora una volta, Giacalone al centro, Giacalone murato da Ciaramitaro che è rimasto fedele alla sua posizione. E allora Giacalone, Vitale, Noto, fermato Noto e quindi deve andare ancora Shortino. Corre Ciaramitaro a sinistra, spunta Termini, buon il passaggio al corpo, il numero 4 fermato da un grandissimo Rubino. Può andare volendo Vitale, mentre è rimasta a terra Rubino. Allora si chiama subito l'attenzione del signor Gaio perché c'è il portiere a terra, ha subito anche un colpo al volto. Due motivi importanti per fermare il gioco che è arrivato nel frattempo al 27esimo minuto. 1-0 per l'Emiri. Ancora a terra Rubino che ha subito il colpo in una delle uscite che i portieri ovviamente temono di più per il loro corpo, perché sicuramente li espone a rischi maggiori. In questo caso comunque è stato coraggioso l'estremo difensore dell'oratorio a fermare l'avanzata un'altra volta da parte di Ciaramitaro. Si perde qualche attimo per consentire proprio a Rubino di poter riprendere la possibilità di tornare in campo. In questo momento arriva a subentrare proprio a Rubino Scalici, che probabilmente prenderà il posto del portiere titolare oggi per l'oratorio per questi minuti nei quali Rubino capirà se è in grado di continuare o meno l'incontro. Intanto c'è Scalici in porta, intanto il pallone sarebbe per l'oratorio, infatti il signor Gaio fa cenno di proseguire. Manca un minuto alla fine del primo tempo. Adesso proprio Vitale non riesce a ridare il pallone, in questo caso al suo compagno omonimo Giuseppe Vitale, che stava correndo lì in quel lato. Palla buona quindi ancora per l'Emiri con Shortino che può girare. Testagrossa ridà il pallone al suo numero 9. Giro palla ancora da parte della squadra di casa. Shortino, Termini di prima per Ciaramitaro che stoppa la palla, ancora lui verso Testagrossa
che poi però sbaglia il controllo, prova a ridare il pallone al numero 4 che non se l'aspetta più e con qualche secondo d'anticipo finisce il primo tempo. 1-0 per l'Emiri al termine dei primi 30 minuti di gioco. Breve break per noi e poi riprenderemo con la cronaca integrale della ripresa della sfida, lo ricordiamo sempre, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo passati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol, però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata. Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro, diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale. Noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo. E oggi siamo stati bravi proprio nel momento tra virgolette più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2. E poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla, ecco, loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, difesi abbastanza bene, abbiamo amministrato bene, la situazione mentale, quella gioca sempre al favore di chi subentra l'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima panchina siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra. Poi purtroppo è arrivata una brutta batosta, ma giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati, e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 linee alla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire, è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna, dico, penso che si va a compensare. Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under, perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti, e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina, perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. Parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche. Mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa, cioè, molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores.
Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno, io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettano veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11, perché poi domenica li devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre. Pronti per ricominciare qui dal campo di Via degli Emiri, Futsal Emiri 1, Oratorio Santi Cosme Damiano 0, gol di Pecoraro all'altezza del 17° di gioco. Un primo tempo divertente, entrambe le squadre si sono studiate ma hanno anche avuto occasioni per farsi male a vicenda. Alla fine è solamente il numero 21 che partirà titolare in questo secondo tempo per l'allenatrice dell'Emiri, la signora Cinzia Orlando. Primo possesso proprio per l'Emiri, proprio Pecoraro può andare, traverso l'altra volta e poi sciacca sul Rubino, incredibile, subito il tentativo qui da parte di Pecoraro, seconda traversa linea per l'Emiri in questa sfida dopo quella proprio di Sciacca, che poi a botta sicura ha colpito nuovamente Rubino, che sta subendo più botte di Rocky Balboa oggi dopo quella poc'anzi subita da Ciaramitaro. Palla allora buona per Vitale, riprende a giocare l'Oratorio. Ferrante. Ferrante subisce qui la pressione da parte degli avversari e non riesce neanche il suo compagno, il numero 10 Rosolino Giammona, tra i più pimpanti di questa stagione per l'Oratorio Santi Cosme Damiano. Non è riuscito comunque a servire il suo compagno lungolinea. Giro palla in questo momento da parte del Miri, ancora Sciacca, rimontato Sciacca da due uomini, ritorna dietro, c'è Testagrossa su di lui, Pecoraro, Sciacca, ancora Comito che ha ripreso, ha riguadagnato il posto al centro della difesa delle Miri, tiro da parte di Pecoraro che però si conclude sul fondo, calcio d'angolo, deviazione da parte di Giammona, allora ancora Pecoraro, sempre il 21 prova ad andarsene, deviazione da parte di Giammona se non vado errato, e così anche per il signor Gaglio, il direttore di gara di oggi, quindi rimessa per Sciacca, Testagrossa, Comito, che pensava al tiro Comito, Pecoraro fermato in maniera irregolare qui Pecoraro, fischia il signor Gaglio. Adesso calcio di punizione, il fallo però l'ha commesso Pecoraro e quindi può giocare Giammona. Chiara la semiotica del signor Gaglio, attenzione poi al tiro provato in questo caso da Arcuri. Rimette il pallone in gioco Rinicella perché il pallone colpisce lo specchio della porta. Allora Sciacca, Giammona è bravissimo ad anticipare un'altra volta Pecoraro, lamenta un altro tocco il numero 10 per il San Gaglio, però stavolta non c'è niente. Adesso ancora si perde qualche istante. Pecoraro colpito un'altra volta qui Pecoraro a Rosolino Giammona, arbitro Gaglio, azione di Palermo, però stavolta vede tutto regolare, quindi ancora Testagrossa, non è per il numero 6 Comito, la chiama Pecoraro, continua a giocare il pallone Comito, attenzione al pallone buono solamente per Ferrante che può correre adesso, Ferrante bloccato e può ripartire, quindi Sciacca che si allunga un po' il pallone, Sciacca la giocata, grande dribbling da parte di Sciacca, giallo per Giammona se non vado errato che commette fallo, si arrabbia però più di tutti Ferrante.
Il fallo l'ha commesso Giammona, quindi credo che sia lui l'ammonito, però è Ferrante ad aver avuto una reazione esagitata alla decisione arbitrale del signor Gaglio. Calcio di punizione in favore dell'Emiri. Andrà con ogni probabilità a battere Pecoraro per come si è posizionato il numero 21. Alla sinistra del vostro schermo potete notarlo. 33, 13, cronometro di gara. Va Pecoraro! Destro, pericoloso questo. Parte di Pecoraro. Sciacca, ancora lui può andare. Sciacca, fermato da Ferrante in questo caso. Rimessa per formazione bianco-azzurra. Giammona. Anticipato qui. Un'altra volta Arcuri. Quindi Ferrante ritorna da sul numero 10 Giammona, poi Vitale sbaglia il rilancio, 3 contro 2 possibile per l'Emiri. Attenzione al pallone di Pecoraro, Sciacca al centro, Pecoraro, Sciacca deve solo appoggiare in gol. Manuel Sciacca, 15 in stagione, raggiunge quindi Gaspare Parisi che oggi non è presente. 2-0 in favore dell'Emiri. 2-0. Si aggiorna lo score qui a campo di Via degli Emiri. Segna Sciacca. Esulta la curva di tifosi dell'Emiri, questa curva est del campetto posizionato proprio qui in Via degli Emiri 27. Fallo commesso da Sciacca su Giammona. Inizia anche a accendersi un pochettino la temperatura non solo dell'ambiente, tocca ormai 20 gradi, essendo anche un pomeriggio d'aprile dove notoriamente termina la regular season dei campionati di Serie C2. Infatti oggi termina il campionato che presenta la serie a carattere regionale. Oratorio che ha conquistato la promozione in C2 l'anno scorso, quest'anno l'ha mantenuta la categoria grazie ai 16 punti conquistati nelle prime 21 giornate, dei quali solamente 19 ovviamente valide per il campionato. Attenzione ancora ad Arcuri che rischia, bravo Comito a rendergli la vita difficile fino all'ultimo momento, quando poi viene anticipato dal pallone che gli sbatte sopra e fine fuori. Palla ancora quindi per l'Oratorio, ancora con Vitale. Ferrante rischia tanto, Ferrante sul pressing di Testa Grossa, quindi palla per Rubino. Quando ha potuto ha parato, e anche bene numero 12, sostituito anche al termine del primo tempo per via di una botta in testa subita. Aveva preso il posto per qualche secondo prima del duplice fischio del signor Gaglio, numero 88 Scalici. Giammona anticipa in questo caso un'altra volta Sciacca. Testa Grossa, vede proprio il 13 muoversi, ancora Sciacca, 2 contro 1 possibile, Sciacca per Pecoraro, ancora chiude il triangolo Pecoraro, Sciacca mette in porta, 3-0. 3-0, arriva il terzo gol dell'Emiri, arriva un'altra volta grazie a Manuel Sciacca, un'altra volta grazie all'assist, al triangolo perfetto con le 2 assist. Non si può lamentare lui di questa prestazione, neanche ovviamente l'allenatrice dell'Emiri, Cinzia Orlando, che già pregusta quindi il terzo posto in classifica, anche perché negli altri campi sappiamo che il Marsala sta vincendo, quindi con ogni probabilità sarà terzo posto per l'Emiri, andrà a affrontare una tra Ficarazzi e Pioppo. Questo è il posto un pochettino in dubbio in questo momento, perché il Pioppo sta pareggiando contro il Sicilia Futsal a Selvetrano.
Mentre per quanto riguarda il Ficarazzi sta perdendo contro la capolista e campione di questo campionato, la Merlo. Ci arriva anche l'aggiornamento che il Sicilia Futsal ha segnato il 6-5, quindi però il Pioppo sta perdendo per ora, quindi i playoff sarebbero Marsala contro Pioppo a Marsala. E qui, campo di Via degli Emiri, ci sarà Futsal Emiri contro Ficarazzi. Bella partita sicuramente, e avrà il fattore campo dalla sua, oltre che il fattore tifo, che è sempre consistente anche in partite che valgono poco e nulla, possiamo dire, per la stagione. Un fattore importante per l'Emiri, che adesso, anche grazie ai gol del solito Manuel Sciacca, che ne ha partito al primo minuto, ha fatto anche un po' sfogare i suoi compagni. Adesso ha fatto 2 gol importanti grazie anche all'aiuto di Mattia Pecoraro, anche lui è entrato a partita in corso, anche lui decisivo per ora ai fini del risultato. Ciaramitaro, Sciacca, Comito, giro palla adesso da parte dell'Emiri con Pecoraro, sempre Pecoraro, fermato in questo caso bene a Vitale, 2 contro 1 per l'Oratorio. Attenzione a Noto, pallone passato a Giammona che aspetta, tira, Rinicella lo ferma. Attenzione quindi a Giammona che può girarsi, colpito da Pecoraro, ritorna dietro il 10, azione sprecata qui all'Oratorio, ma attenzione perché il pallone è ancora buono per Vitale sulla sinistra. Vitale subentra, Comito mette il pallone in calcio d'angolo. Vuole reagire l'Oratorio, che sta provando con i suoi asset più importanti. Giammona che adesso prende palla con Vitale, con Noto, anche con Arcuri. Prende palla in questo momento Noto, Vitale, attenzione al 21, scambio col 4, ma Vitale viene anticipato. Attenzione al contropiede con Sciacca che può andare, Sciacca, un controllo di troppo, può andare quindi Rosolino Giammona. Attenzione al 10, fermato da Pecoraro che può anche scappare. Ciaramitaro, Pecoraro, azione pericolosissima questa all'Emiri, Pecoraro per Ciaramitaro, il pallone rimane lì, Rubino la ritrova in un secondo momento. Dopo un piccolo segno della croce, riprende palla con i guantoni Rubino e poi viene fermato in questo caso Giammona che uscirà. Giacalone, Vitale, Noto, ancora Noto, forse il pallone va fuori, non per il direttore di gara, il signor Gaio, quindi riprende palla all'Emiri. Comito, Sciacca, prova a dispiegarsi da campo avversario a Sciacca, vede Salerno sul secondo palo, il pallone passa in qualche modo, carambola impazzita, ed è occhiale per Ciaramitaro che trova il 4 come suo numero di maglia, 4-0, come 40 minuti sul cronometro di gara. Quarta rete quindi per l'Emiri, che adesso sta anche divagando nel punteggio. Emiri 4, Oratorio 0, segna anche Ciaramitaro. Vita, Giacalone, è buono per Giuseppe Vitale, lì a destra il tiro di Vitale, un'altra volta Rinicella copre il suo palo, deviazione da parte di Ciaramitaro e quindi sarà calcio d'angolo per Vitale verso Vincenzo Vitale. Giacalone non arriva all'appuntamento col pallone, controllo sbagliato, quindi Comito, Sciacca, Comito non prende questo servizio lontano, quindi palla ancora per l'Oratorio che prova adesso quantomeno a fare un gol che potrebbe significare qualcosa dal punto di vista del gioco e la proposta per la squadra di Sfera Cavallo. Appunto non ha più nulla da dire al campionato, con una gara di anticipo. Attenzione adesso al pallone, buono per Vitale che controlla, ancora Vincenzo Vitale, Giacalone a destra, Giacalone, il secondo palo non c'è Vitale, quindi viene chiamato a gran voce per essere sostituito. Al suo posto entra di nuovo il numero 5 in campo,
per l'Oratorio, parliamo di Falletta. Aspetta, beh. Comito, Ale dietro, Ale! si va a vedere Ciaramitaro, Nulla, non c'è niente sullo scontro tra poi Rubino e Ciaramitaro, quindi si ribeccano dopo quello clash che nel primo tempo aveva fatto uscire per qualche secondo di gara il portierone dell'Oratorio, Santi Cosme Damiano. Falletta gestisce ancora il pallone la squadra biancoceleste, prova a cercare qualche buco, adesso Noto ha cercato lontano Falletta, Comito, una certezza lì dietro per l'Emiri, adesso pone buono per Ciaramitaro, sul secondo palo ancora Ciaramitaro, lo salta anche una piccola magia qui Vitale, poi viene fermato il numero 8 da Ciaramitaro e comunque rimessa per Rubino. Falletta, Va bene, buona, bevi taglia, bravo, Giacalone, no, largo, alto! ripreso adesso ancora da Futsal Emiri, sa come fermare le finora sterili comunque iniziative della squadra avversaria. Adesso prova anche ad abbozzare un giro palla con Comito, con Furia che nel frattempo è ritornato in campo. Comito Vai, Vice! la chiama Ciaramitaro, è buono il servizio, palla ancora in campo per il numero 4 che si riappoggia a Comito, Salerno anticipato da Noto e Oratorio, sempre Alessandro Noto, continua per il pallone tra i piedi, Noto si ferma, aspetta rinforzi e poi prova a cercare Vitale, lo trova ma viene fermato Vitale, il pallone ancora in campo, deve correre Furia, va Furia, fuori, vuole il tocco da parte di Rubino, la formazione di casa ammette che il calcio d'angolo, ancora un altro atto di sportività da parte di Rubino che la tocca di quel tanto che basta, forse il pallone sarebbe uscito, comunque meglio essere sicuri in questi casi per i portieri, quindi calcio d'angolo, Furia sul punto di battuta. Comito tenuto da Giacalone, ancora Comito mantiene il pallone disponibile per i suoi compagni, ancora Comito, pressing alto da questa parte dell'Oratorio, calcio d'angolo e quindi inerzia offensiva che si perde, ma attenzione al contropiede, porta davanti qui a Salerno e Furia, prova a scappare Furia, fermato da Vitale e riparte a sua volta l'Oratorio. Giacalone controlla al centro, Giacalone trova Falletta, non male l'idea, tocca anche Passalacqua, è uscito Rinicella nel frattempo nelle mire, quindi spazio anche per il portiere di riserva per la squadra di casa e anche per l'Oratorio. Entra definitivamente Scalici, attenzione a Noto, il tiro, Passalacqua chiamato in causa, Rinicella non ha avuto la stessa fortuna oggi, alla prima parata delle Miri il secondo portiere Passalacqua. Giacalone controlla, Vitale, ancora Vitale, scambio con Falletta, l'uomo più pericoloso finora da parte dell'Oratorio, ancora Vitale, può ritornare, Giacalone libero a sinistra, Giacalone si riappoggia a Falletta, sempre il 20, tacco addirittura con la parte di Vitale, prova a entrare e poi la sporca Furia, sarà calcio d'angolo per l'Emiri, non si aspettava questo pallone Passalacqua che non arriva quindi a anticipare quantomeno il corner. Vitale controlla, Giacalone, pallone al centro, Noto tiene là, attenzione parte il contropiede un'altra volta con Ciaramitaro che vede Furia, è bravo Falletta ad anticipare, Scalici con le mani può farlo perché non è volontario dietro passaggio, attenzione quindi a Noto che prova a scappare, addirittura scivola Noto nel tentativo di tiro, time out chiamato dalla mister Cinzia Orlando del Futsal Emiri
e quindi qualche attimo di pausa mentre ci accingiamo a conoscere l'ultimo quarto d'ora di questa partita tra Futsal Club Emiri e Oratorio Santi Cosma e Damiano. Appunto, ricordando anche un po' la scheda dei playoff, ricordando la classifica, ricordando i risultati che stanno maturando in questo momento. In questo momento potremmo assistere, quando ovviamente finiranno gli ultimi 60 minuti a regular season, avremo anche la certezza di quello che sta succedendo anche negli altri campi e soprattutto nella classifica, che appunto in questo momento ricordiamo vedrebbe Marsala secondo, Emiri terzo, Ficarazzi quarto e Pippo quinto. Quindi seconda contro quinta, terza contro quarta. Quanto riguarda invece la lotta per non retrocedere, che fino alla settimana scorsa interessava anche l'Oratorio Santi Cosma e Damiano, che adesso però è sicuro del mantenimento della categoria, il Bisaquino sta vincendo 2-1 contro il Gemini Futsal. Questo costringerebbe quindi la squadra penultima in classifica a dover fare, vista la quantità di punti uguale a quella del Giudecca, a dover fare lo spareggio per non retrocedere, un play-out ad alto coefficiente di rischio per entrambe le squadre. Nel frattempo che parlavamo è stato un fallo fischiato contro il club ospite, l'Oratorio Santi Cosma e Damiano, fallo subito da Shortino, e quindi attenzione adesso, rischia Ciaramitaro, pallone ripreso e bene da Falletta che ritorna da Vitale, Giacalone, Ferrante, anticipato qui Falletta, Giacalone poi lascia scorrere il pallone perché comunque di paternità biancoceleste. Vitale apre alle parti di Falletta, ancora per il capitano che adesso prova a gestire la squadra come se fosse un direttore d'orchestra. Tunnel senza senso però a Salerno, perché il pallone viene recuperato da Termini che poi non rischia il contropiede, non rischia di imbeccare proprio Salerno in profondità, preferisce riflettere, preferisce appoggiarsi a Shortino che ha già ridato il pallone. 51 di gara in corso, mancano praticamente 9 minuti alla fine della regular season e quindi si preparerà ai playoff. Ormai il Futsal Emiri si invece concentrerà sul meritato riposo e sul progettare la prossima stagione Oratorio Santi Cosma e Damiano. Giacalone, tocco che lascia il tempo che trova qui verso Ferrante. Era difficile comunque imbeccare il numero 9 con un tocco del genere per Giacalone. Termine. Salerno, Shortino, Termini. Adesso è giro palla dell'Emilia. Salerno fa valere il fisico, tutta la nostra postazione, ancora Salerno, esce, ancora lui, salta Scalici che poi però commette l'intervento e quindi può andare Giacalone. 4 contro 3 per l'Oratorio. Vitale al secondo, deviazione decisiva da parte di Falletta, se non vado errato. C'era stata precedentemente una deviazione da parte di Termini, passa l'acqua, aveva fatto una grande parata, ma Falletta va a segnare il 4-1. 4-1 per l'Emiri ancora. Il tempo finisce. Palla ancora per la squadra biancoceleste. Cioè, rischia ancora Salerno, il tiro murato. Qua Falletta, Salerno ha provato ad approfittarne dell'errore del suo avversario, non riuscendoci, e quindi palla ancora per i due Vitale che la gestiscono.
Ferrante, ancora Ferrante fermato dalla Vitale. Butta pesce, butta pesce. Cambia ancora per Vitale, alza troppo il destro qui Vitale. Attenzione adesso a Termini, bloccato, poi non ferma il gioco il signor Gaglio. Entra bene. Giocalone, Ferrante, non è ripreso in questo caso da Vitale. Quindi pensano ancora al Salamiri, gira palla. Seguilo bene. Ovviamente la partita che ha ritmi abbastanza calati. 4-1 il punteggio. Termine. Vitale la lascia a Scalici. Ferrante, Giacalone fermato, in questo caso Giacalone da Shortino, quindi palla per Vitale, la fa scorrere. Largo Timo, bravo. Ferrante, Va bene, Anto. fermato ancora una volta qui Ferrante. Si è anche appoggiato male, chiede il cambio, quindi si perde altro tempo. Te lo carichi a Timone. Vedremo se ovviamente ci sarà recupero per il signor Gaglio. Viene preso in braccio due suoi compagni Ferrante, quindi si è infortunato gravemente. Aiutato e Vitale, quindi a battere la sua personale punizione Salacqua. Riprendiamo quindi a raccontare ciò che succede in campo qui al campo di Via degli Emiri numero 27. 4-1 tra Emiri e Oratorio. Qua ha provato Shortino a pescare Termini con un lancio non tanto usuale per essere campo a 5, quindi Vitale si riappoggia ancora. Vitale, scambio tra i due. Giammona aveva la opportunità, voleva Vitale ma viene fermato. Mette Termini è solo, salta Scalici, atterrato, calcio di rigore. Calcio di rigore, esperto qui Termini che toglie il pallone dalla possibilità di conquista per Scalici, che poi lo colpisce ed esperienza, si prende questo pallo, si prende questo calcio di rigore. 58 sul cronometro, potrebbe essere l'occasione per chiudere definitivamente una partita comunque mai stata in discussione per il Futsal Emiri. Naccari, appena rientrato in campo, batterà questo rigore. Fischia Gaglio, va Naccari, una saetta il destro del 16, bacio al pubblico, 5-1. E poi esultanza Steph Curry, non ci dormiamo su questo gol di Naccari da calcio di rigore, 5-1. Termini. Shortino pensa al tiro, addirittura in porta. Shortino effettivamente aveva un corridoio libero, l'ha sfruttato in questo modo, l'ha sprecato però.
andando di poco al lato comunque con un sinistonale che però non preoccupa né passa l'acqua né la difesa delle Miri. Attenzione, Shortino ha provato a creare l'Eurogol, Scalici era fuori alla porta, batte adesso il numero 88 il suo rinvio al fondo. Vitale, ancora lui, pallone buono, non è uscito, quindi può giocare Vitale che torna dietro, poi Shortino è bravo a uscire, può partire di contropiede, Termini, sbaglia Termini, attenzione perché è un altro contropiede fermato per la Furia, e allora Naccari a tornare il gol del 5-1 da calcio di rigore, anche Naccari per Furia, deviazione decisiva da parte di Scalici, dopo anche un tocco di un suo compagno. Palla quindi per Naccari, telefonato il passaggio, Arcuri ci arriva, ma è bravo Termini a anticipare nuovamente il numero 4, sempre Arcuri che va a fare pressing alto, viene però saltato di netto da Termini che può ancora andare, sempre il 29, non è lungolinea per Shortino, non c'è niente per il signor Gaglio, poi fermato il tiro di Shortino, Scalici risponde, non c'è stato niente da segnalare per il direttore di gara in questa particolare azione che aveva qualche episodio dubbio. Rimessa quindi per le Miri, mentre arriviamo ora al 60° di gioco, manca davvero una cosa come una decina di secondi per la fine della regular season per Miri e Oratorio Santi Cosme Damiano, manca un minuto. Ci ha praticamente risposto in questo modo il direttore di gara per sapere quanto mancasse dopo i 60 di gioco. Fallo subito qui da Termini, giallo per Rosolino Giamona per proteste forse più che per l'intervento. Verrà prima quando c'è il dubbio su chi avesse ammonito tra Giamona e Ferrante, adesso abbiamo anche una risposta perché non c'è il secondo giallo per il numero 10, quindi con ogni probabilità è stato ammonito prima Ferrante in un'occasione precedente in questo secondo tempo che di emozioni comunque ne ha regalate, con 4 gol da parte delle Miri, 1 anche per l'Oratorio Santi Cosme Damiano, e quindi comunque non va via a secco dall'ultima trasferta dell'anno. Vitale fermato in questo caso da Naccari, Giammona, Vitale pensa anche al tiro, Vincenzo Vitale viene fermato, Giammona di nuovo da Vincenzo Vitale, pallone a metà tra lui e anche Giuseppe Vitale, adesso sì, adesso arriva il fischio del signor Gaglio, il campo delle Miri ha parlato, finisce 5-1 tra i Miri e Oratorio Santi Cosme e Damiano, a meno che non ci siano delle novità su questo fronte, mentre viene alzato in cielo un membro dello staff tecnico delle Miri, se non ci saranno novità, soprattutto la Castelvetrano più che altro, perché la Merlo dovrebbe aver facilmente battuto il Figherazzi calcio a 5, quindi da Castelvetrano aspettiamo solamente le novità per ufficializzare gli accoppiamenti playoff. Qui al campo di Via degli Emiri ci sarà la sfida tra Futsal e Miri, Figherazzi calcio a 5, una gara sicuramente da non perdere per l'importanza e la soprattutto possibilità di vedere una squadra che poi si andrà a giocare la finale per andare in Serie C1 negli spareggi promozione. Qui da Gabriele Rispetta è tutto, grazie amici di Sportisi, gli amanti del futsal, per questo pomeriggio di calcio a 5. Finisce 5-1 per le Miri, ricordiamo facilmente le marcature. Pecoraro al primo tempo aveva messo la partita già in discesa per le Miri con il gol del vantaggio, poi doppietta di Sciacca su doppio assist di Pecoraro e poi la rete del 4-0 segnata dal numero 4 Ciaramitaro, 4-1 gol della bandiera per l'Oratorio Santi Cosme e Damiano col gol di Falletta, e poi 5-1 finale su calcio di rigore per Naccari. Finisce qui quindi la sfida, vi ringrazio davvero tanto per averci seguito anche oggi in questo pomeriggio di calcio a 5 e alla prossima qui da Sportisi.